Abbiamo chiamato questo presidio in concomitanza con la discussione di una mozione che è in discussione in Consiglio regionale presentata dalla nostra consigliera Rosaria Capozzi, che chiede sostanzialmente di interrompere, chiede alla Regione di interrompere tutti i rapporti, soprattutto commerciali, con Israele. Credo che questo sia un segnale obbligatorio da dare, che dovrebbe essere già partito dalla maggioranza di centrodestra e da Fedriga, e spero che oggi verrà votata positivamente questa mozione per dare un segnale concreto nel nostro piccolo di quello che possiamo fare sulla questione israelo-palestinese. Credo che sia dovere civico comunque tenere alta l'attenzione sul tema, perché quello che sta succedendo in Palestina è di una gravità estrema, c'è un genocidio in corso, e credo che compito civile di tutti sia fare quello che possiamo fare da qua e soprattutto tenere alta l'attenzione sul tema. Personalmente mi attendevo un riscontro maggiore, devo essere sincero, però l'attenzione è alta, nel senso che tutti i triestini sono consci della problematica. Forse qualcuno non si espone, non si esprime più di tanto, ma credo che sia, appunto, come dicevo prima, un dovere civico farlo, ecco.